Ascolti, lei ha conosciuto Ciccitu Masala, ci può dare un suo ricordo della persona, non solo magari anche solo come dire, dal punto di vista pubblico, ma anche proprio della persona, perché insomma lei ha avuto modo di conoscerlo abbastanza bene. Con Francesco Masala ci siamo incontrati diverse volte. Ricordo la prima volta ero bibliotecario ed ero andato all'Hotel Sandalia di Nuoro, dove lui era alloggiato perché c'era la presentazione del riso sardinico. Oh. Io facevo un po' da pubbliche relazioni, poi l'indomani avrei dovuto coordinare anche il dibattito sulla presentazione del libro. E così abbiamo iniziato la conoscenza e io ho detto a Ciccitto come ero rimasto sorpreso da questo libretto, mi sembra che fosse stato pubblicato da Edizioni Castello, che aveva Mm. pubblicato anche alcune cose, alcuni miei racconti quasi in contemporanea. Che cosa ci possiamo portare dietro di Ciccitu per questo periodo? Cioè, che cosa è buono, lo spirito, la sua poesia? Sì, la capacità di narrazione di quello che è il nostro tempo, Mm. perché quelli delle labbra bianche, i dimenticati, per riprendere il titolo del film di Piero Livi, tratto dal romanzo, ancora impongono, perché io penso che la lettura di quelli dalle labbra bianche, che ha ambientato durante la seconda guerra mondiale nella linea K, durante la disfatta della armi italiana in Unione Sovietica, è capace di dire ancora a noi come è ancora lungo e arduo il cammino di appropriazione di un codice che sia linguistico ma anche di vivibilità per considerarci ecco, come sardi cittadini del mondo. Ecco perché quel non convinti lui lo associa sempre agli inti. Sì. E poi dal punto di vista letterario io penso che Francesco Masala abbia molto da insegnare come capacità di narrazione, di impostare veramente l'idea di un racconto, perché riesce a mettere insieme piani fondamentali, che sono il piano della tradizione, quindi il passaggio dalla realtà alla scrittura, quella che è la capacità di inserire dentro questo piano di recupero la storia vera, e poi sconfina nell'immaginario per tornare appunto a Rasolè Macondo estensibile, dove noi ci riconosciamo in personaggi vissuti 100 e passa anni fa, addirittura mai esistiti, però saputi raccontare. Ecco, di Masala a me piace evidenziare questa sua attualità letteraria, che è diciamo anche una attualità di un codice di utilità storica. Ricordiamo che lui tra l'altro era impegnato politicamente, Sì, ha sempre rivendicato la sua appartenenza al Partito Socialista, sì. pre-praxiano, tanto Certo, per, chiariamo, certo. per intenderci, e ha sempre ecco, messo nel piano della sua capacità di narrazione questa sua ideologia del mondo dei vinti che nonostante tutto continuano a combattere. Lui dice che i fascisti volevano tagliare il pizzetto a Emilio Lussu, che è un altro Eh, dei personaggi dentro la narrazione masaliana, e tagliare la gobba a Gramsci, però non eh, sono mai riusciti. esatto, sì, sì. Ecco, per un giovane come sono stato allora anagraficamente, ecco, la scoperta di tutti questi portatori del pensiero mm, della società rustica che era rimasto compresso e nascosto, è stato qualcosa di folgorante, e devo dire che per quanto può essere servito ecco, nella mia storia, nel mio percorso
intellettuale non organico a niente, né a nessun partito, né a nessuna scuola, eccetera. A Masala piaceva il fatto che io mi definissi un lyricus vagans, un lirico vagante. A me è servito parecchio. E io gli devo riconoscere, se ogni tanto che mi irritava Certo. eh, a stracciarsi le vesti in maniera sacerdotale. C'era anche il Maso nel senso del teatro, e ricordiamo che lui Sì, ha scritto una fondamentale storia del teatro, dei sardi, no? Non costruito sulle fonti d'archivio, ma proprio sulla oralità, sì. teatro dei vinti. Ecco, tutto questo per me, insieme ad altri, Michelangelo Pira, che riporta poi ad approfondire il rapporto con figlia della società del codice barbaricino Vicino, sì. e quant'altro, mi è servito moltissimo. Io poi rileggo volentieri sempre quelli dalle labbra bianche. Se mi è permessa un'ultima notazione, c'è diciamo uno dei capitoli finali, quando quelli di Arasolè che sono nella linea H vengono gradualmente fatti fuori dai nemici che avanzano, dove lui fa dire a questo Gavino tricky track quella che è la visione del nemico avanzante e che disperde tutto, e tutto questo viene raccontato recuperando la formula della Staula de Moisè, che era una preghiera che ho sentito da bambino che si diceva all'appressarsi dei tuoni e dei temporali, che poi diventava anche gioco bambino. Notate bene che quelli dalle labbra bianche è la ripetizione di un gioco da bambino che veniva fatto in tutti i villaggi rustici della Sardegna, dove da una parte c'erano quelli che possedevano, dall'altra Certo. l'asciutto, quindi dalle labbra bianche della fame. Tutto questo diciamo, reso non scrittura compressa, diciamo, abbreviata, ma narrativa semplice, lineare, fascinosa, e per questo, insomma, duratura da parte di Cicitto.